Buongiorno a tutti cari concittadini italiolesi. Innanzitutto oggi volevo iniziare augurando a tutti i papà buona festa del papà, perché nonostante tutti questi momenti di difficoltà non dobbiamo dimenticarci queste piccole cose della vita che magari ci aiutano a superare anche questi momenti. Quindi un augurio a tutti quanti i papà per tutto quello che fanno e per tutto quello che faranno. Attualmente alle ore 12 non ci sono stati comunicati ancora casi di positività per il comune di Po, il che è una bella notizia, però anche da riscontrare l'aumento esponenziale di casi che c'è stato nella provincia di Rovigo, dove nella sola giornata di ieri sono stati riscontrati 24 casi positivi in più. Questo per dirvi cosa? Per ribadirvi ancora di più che le misure che sono state adottate, quindi quelle di stare in casa, di limitare al minimo gli scambi sociali, devono essere ancora di più portate avanti con intensità e con forza. Perché? Perché questi casi risalgono a prima dell'inizio di queste misure e quindi portarlo avanti e fare tutti quanti quello che è il nostro dovere è il minimo per evitare che ci sia ancora un picco ulteriore dei contagi nel nostro territorio, che ripeto è ancora un'isola felice e dobbiamo fare di tutto perché rimanga tale. Dopo, per quanto riguarda la pulizia delle strade, come vi accennavo ieri, ci stiamo già attivando con Ecoambiente, che sta aspettando un parere da ARPA verso il prodotto individuato per evitare di utilizzare prodotti che siano troppo inquinanti e quindi già col normale spazzamento strade potenziare l'attività facendo anche una sanificazione nei passaggi. Questo perché? Perché anche su questo ambito stiamo ancora aspettando il parere che possa essere anche dell'Istituto Superiore della Sanità, che non considera, deve ancora elaborare una strategia univoca sui prodotti da utilizzare e quant'altro, e soprattutto stiamo anche aspettando che Regione Veneto risponda ad una nota che abbiamo inviato a tutti quanti i sindaci per avere appunto delucidazioni e dettagli sugli strumenti, come meglio utilizzare e cosa utilizzare. Poi continuano ovviamente le attività quotidiane, avete visto tutti quanti, limitatamente alla riduzione del personale che è obbligatoria in questi casi per quanto riguarda il taglio dell'erba o altre piccole attività di manutenzione, perché comunque tante piccole problematiche continuano ad esserci nonostante il coronavirus e quindi insomma cerchiamo di dare anche queste minimali risposte. Per quanto riguarda le farmacie, adesso abbiamo chiuso, passerò la parola all'assessore Boscaro, appunto, che illustrerà quelli che sono i punti fondamentali delle attività di consiglio a domicilio dei farmaci per le persone che hanno particolari problematiche. Quindi adesso la parola all'assessore Boscaro. Grazie, buongiorno. Allora, da ieri è attivo appunto il servizio di consegna di farmaci a domicilio. È un servizio riservato a determinate categorie di persone che sono anziani non autosufficienti, senza mezzi di trasporto, soli e senza sostegno familiare, ammalati immunodepressi, in quarantena, affetti da patologie invalidanti oppure famiglie in stato di necessità con figli inferiori ai 14 anni. Le parafarmacie e farmacie aderenti all'iniziativa sono la farmacia centrale dottoressa Elisa Buonamico, la farmacia Pozzato dottoressa Maria Rosa Pozzato, la farmacia Salius dottor Chiefa Vincenzo e la parafarmacia Chemitalia dottoressa Milani Vilma. Come si struttura il servizio? La persona interessata al servizio deve chiamare la farmacia prescelta e ordinare i farmaci. Deve anche fornire codice fiscale, indirizzo e un numero di telefono. Questa ordinazione può essere fatta il lunedì, martedì, giovedì e venerdì. I farmaci vengono consegnati a casa direttamente dai volontari in un pacchetto chiuso anonimo che reca appunto solo il nome, il cognome e l'indirizzo di spedizione. Prima della consegna un dipendente comunale contatterà l'utente per informarlo che il pacco arriverà a breve o comunque arriverà in giornata. Per i residenti nella zona marina sarà la farmacia del dottor Chiefa a portare autonomamente i medicinali a casa delle persone a domicilio. I farmaci possono essere pagati tramite sistemi elettronici oppure in contanti. Vanno raccolti in una busta chiusa e con all'interno il nome e il cognome della persona e un fogliettino firmato, e questo sacchettino sarà poi consegnato alle farmacie.
I primi giorni potrà esserci qualche disguido dato che appunto il servizio è appena iniziato ed è in fase sperimentale, ma se tutti aiutiamo ad aiutare, certamente queste complicazioni verranno superate. Sottolineo che i volontari che appunto si recheranno a casa delle persone saranno muniti di un tesserino identificativo con il nome e cognome e la foto, quindi potete stare tranquilli, sono persone che appunto sono mandate dal comune. Grazie a tutti, vi saluto e ci vediamo domani per il nostro consueto appuntamento. Vi ricordo che il servizio di farmaci a domicilio, come anche il servizio del consiglio a domicilio, sarà pubblicato, tutte le indicazioni saranno pubblicate sulla pagina Facebook e sul sito internet dell'amministrazione. Vi invito, se magari avete qualche vicino che non ha Facebook, non ha internet, magari ad aiutarlo, come si diceva prima, aiutarlo ad aiutare, quindi magari metterlo a conoscenza che c'è questo servizio, sia il servizio consiglio a domicilio che dei farmaci. E come si diceva prima, tutti gli addetti, i volontari avranno un tesserino di riconoscimento, però comunque se avete dei dubbi chiamate o il 112 oppure chiamate il municipio, l'ufficio polizia locale al 0426 347 172 oppure il numero di riferimento anche per i servizi sociali che è il 0426 347 e 151. Grazie a tutti e ci vediamo domani. E ricordiamoci sempre di stare in casa e fare il possibile perché tutto possa andare bene. Grazie a tutti.